Rieccoci, siamo con il senatore Felice Casson, candidato sindaco al comune di Venezia. Parlavamo di un apparato amministrativo, di un comune bello costipato di persone, più che altro costosissimo, con posizioni apicali, dirigenziali numerosissime peraltro. Anche lì come intervenire? Io distinguerei le due situazioni, perché un conto è la macchina amministrativa comunale in senso proprio e un altro conto sono le società partecipate. Allora, sotto il primo punto di vista è indubitabile che c'è bisogno di intervenire con una riorganizzazione e devo dire che di questo sono convinti gli stessi dipendenti pubblici. Ne sono talmente convinti che all'inizio di quest'anno era già stata preparata una pianta per riorganizzare gli impieghi, gli uffici, le funzioni pubbliche, che poi si è bloccata in assenza del sindaco, in assenza, diciamo, del potere politico, del Consiglio Comunale e della Giunta. E i sindacati hanno detto aspettiamo un attimo che arrivi il sindaco e quindi di poter ragionare con chi è stato eletto dai cittadini su che cosa fare, ma diciamo che un'impostazione già c'è. Ma in linea di massima credo che una riduzione sia già prevista, ampiamente accettata, direi scontata rispetto a quello che c'è adesso e soprattutto sia scontata una riorganizzazione di questi uffici, perché ci sono situazioni che vanno riviste, accavallamenti di funzioni, di ruoli e la disponibilità, io l'ho ravvisata negli stessi dipendenti pubblici, c'è purché la macchina funzioni e metta in grado tutti di svolgere un lavoro anche decoroso, perché purtroppo in qualche situazione non sempre è così. Però un punto fondamentale che voglio ricordare di questo aspetto è quello relativo alla necessità di eliminare all'interno della macchina comunale quelli che io chiamo dei feudi. Cioè una persona non può stare a comandare sinteticamente e semplicemente un settore per anni, anni, lustri, perché si crea una specie di contado, di feudo, dove all'interno fa quello che vuole. Allora può essere per indolenza, per non più voglia di lavorare, in qualche caso per altro motivo più grave può succedere di tutto. Allora va bene che tutte le persone siano messe in rotazione, soprattutto ai livelli alti, che siano valorizzate le competenze. È ovvio che peraltro anche per questa rotazione non si può mettere ad esempio all'edilizia uno che non sa niente di edilizia o in altri settori tipo quello ambientale uno che non capisce niente di ambiente. Vanno rispettate le competenze e quindi questo è il profilo, rotazione, rispetto delle competenze e si passa per merito, per professionalità, non perché si è attaccati a un caro di partito o a un sottocaro di partito, ma proprio perché uno vale. Un discorso analogo va fatto per le società partecipate. Queste società partecipate, sulle quali peraltro si sa ancora poco, perché quando il commissario di governo ci ha raccontato le questioni di bilancio in più occasioni, sia pubblicamente sia in una riunione recente, delle società partecipate non ha detto praticamente nulla. E invece questa è una questione fondamentale anche da un punto di vista finanziario. Allora ricordiamo molto semplicemente che le società partecipate sono state create sostanzialmente per due motivi: per dare dei servizi ai cittadini migliori, per dare maggiore efficienza nei servizi ai cittadini e per reperire, per utilizzare al meglio delle risorse finanziarie. Io mi aspetto che all'indomani della scelta del nuovo sindaco di Venezia, chiunque esso sia, i responsabili di ogni società partecipata, nominati dal sindaco, mettano sul tavolo del sindaco una lettera di disponibilità, di messa a disposizione del proprio mandato. Cioè devono dire cambia il sindaco, cambia l'amministrazione, siamo disponibili ad accettare indicazioni anche di andarcene. Ma non solo questa, dimissioni, chiamiamole come vogliamo, ma non solo questa. No, devono farlo, no, se fossi io può star sicura che lo faranno di sicuro. Quindi, ma non solo questo, perché dico, non basta, perché assieme voglio una lettera con le relazioni su che cosa hanno fatto, che spieghino da un punto di vista dei servizi resi ai cittadini cosa hanno fatto e da un punto di vista finanziario qual è la situazione. Dopo, con la lettera di disponibilità, con la relazione sui servizi e sulla parte finanziaria, valutiamo chi è stato bravo, chi ha sbagliato, chi non è stato bravo, quindi valutiamo la professionalità, il merito
e vediamo chi rimane e chi può andare via. Ma credo che bisogna proprio reimpostare completamente il discorso società partecipate in quest'ottica. Ma può essere che un'autovalutazione, perché è ovvio che per sì, il capone non si premetterà mai nel piatto. Ma è chiaro che noi non ce la beviamo mica così semplicemente, insomma, siamo tutti persone adulte, mature e anche competenti, e di fronte a una relazione sui servizi della parte amministrativa e anche sulla parte finanziaria è ovvio che sappiamo intanto leggere e anche leggere sotto le righe, in mezzo alle righe, utilizzando anche professionalità in materia finanziaria e tecnica che esistono nell'amministrazione e anche fuori dall'amministrazione, per dire queste relazioni sono serie o sono delle prese in giro. Sì, io chiedo per dare spiegazioni ai cittadini, perché... Sì, ma non credo che ci sarebbe nessun dirigente che proverebbe a prendermi in giro. Allora, parliamo anche di bilancio, appunto, ne ha accennato anche lei. Il bilancio, vabbè, sotto gli occhi di tutti fa veramente paura, spaventa, e soprattutto perché molti cittadini fanno la riflessione, un nuovo sindaco ha le mani bloccate praticamente con quella situazione. Cosa può fare, che tipo di interventi, dove si può andare a parare? Lei si è prefigurato questo scenario? Ma innanzitutto va detto che purtroppo è una situazione molto grave, e anche più grave del previsto. Quando era arrivato ormai circa un anno fa il commissario prefettizio, io speravo che in 2 o 3 mesi svolgesse il proprio compito di sistemare il bilancio, di mettere in sesto le risorse finanziarie e poi se ne andasse. Tra l'altro non a caso, è arrivato verso giugno dell'anno scorso. Praticamente subito ho detto che bisognerebbe fare le elezioni al più presto per ridare un governo politico alla città. Si sarebbero potute fare le elezioni tra ottobre e novembre dell'anno scorso, come in qualche comune è stato fatto, certo. Ricordo Reggio Calabria ed altri. E invece non è stato fatto. Questo ha portato a un aggravamento della situazione. Non è stato fatto per quale ragione? Perché non andava bene praticamente a nessuno. Certo, quindi... Perché io ricordo soltanto, vabbè, io che ovviamente l'avevo detto, ma pochissimi altri, diciamo, della politica veneziana avevano il coraggio, dopo lo scandalo Mose, di venirne fuori, perché ricordiamo che a seguito dello scandalo Mose esponenti già di governo e della regione Veneto, di Forza Italia e il centrodestra hanno preso delle sonore legnate, quindi avevano un timore di andare a elezioni immediate per l'opinione pubblica che poteva scatenarsi. Io invece ritenevo necessario intervenire immediatamente e cambiare proprio regime, cambiare completamente registro. Non è stato fatto e purtroppo ne stiamo pagando le conseguenze, anche perché il commissario prefettizio ha adottato delle misure di tipo politico che non vanno assolutamente bene e poteva invece sistemare solo il bilancio, questo sarebbe stato il suo compito. Tanto è vero che tuttora, in questo momento, noi non abbiamo la fotografia precisa e nitida delle risorse finanziarie del Comune di Venezia. Abbiamo indicazioni generiche, non abbiamo ancora una relazione dettagliata, io l'ho chiesta, proprio in sede di riunione con gli altri candidati sindaci, ho chiesto una relazione dettagliata e specifica, ma non sull'ultimo anno, sugli ultimi anni a venire da quando sono cominciati questi problemi, per sapere, perché se non si fa la fotografia, se non si fa una diagnosi, non si può neanche pensare a una cura. Ora, io mi sono comunque già interessato, perché comunque un interesse comune, pubblico, cercando e avendo un contatto formalmente richiesto e concesso giustamente come a tutti gli altri candidati dal commissario, di reperire carte e documenti per quanto possibile all'interno dell'amministrazione e quindi con esperti, con una persona espertissima in materia di finanze, di bilancio, di rendicontazione, di conti pubblici, di risorse, di capire che cosa si può fare. Io sono convinto che la situazione, pur molto molto grave, sia risolvibile. Sono altrettanto convinto che non siamo certamente in una fase di predissesto in senso tecnico, giuridico, finanziario, se ne può venire fuori purché ci sia la capacità, si capisca che cosa è successo e ci sia la buona volontà politica a tutti i livelli di venirne fuori. Io ho già avuto occasione di parlare di questa situazione con rappresentanti del governo, è venuto lo stesso Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Venezia, abbiamo già cominciato a discutere di questo, ne abbiamo parlato con l'allora sottosegretario Del Rio, col sottosegretario alle Finanze e all'Economia Baretta, abbiamo individuato i punti di intervento, quindi le situazioni per risolvere i problemi legati ad esempio al rispetto del patto di stabilità le abbiamo individuate.
è un patto di stabilità che strangola tanti comuni di tutto il territorio nazionale, ma è un patto di stabilità con dei vincoli che sono ancora più rigidi e peggiori per il Comune di Venezia, perché questo patto di stabilità in sintesi fa una fotografia attorno all'anno 2007, anno in cui il Comune di Venezia riceveva proventi elevatissimi dalla legge speciale per Venezia, dal casinò, proventi che adesso non ci sono praticamente più, e quindi i dati di partenza sono sballati. Quindi va rivista dal punto di vista normativo quella possibilità. Quindi questo darebbe già un grosso contributo a rimettere in sesto il problema delle sanzioni e altri problemi finanziari. E poi non si può intervenire soltanto, diciamo, mettendo un tacon, come diciamo noi, no? Perché se metti un tacon sul buso non si risolve il problema, bisogna intervenire alla radice, sui problemi strutturali. Quindi c'è la possibilità di intervenire sulle società partecipate, sul casinò che va rimesso in sesto, sulla possibilità di reperire nuove risorse. Ad esempio, io mi sono fatto propugnatore di una zona franca economica che servirebbe, ed è molto ben vista dagli imprenditori, dagli industriali, che servirebbe ad attrarre capitali privati nazionali e internazionali e servirebbe anche nella parte interessata a reperire nuove risorse per l'amministrazione comunale, oltre che a semplificare le procedure, sburocratizzare e creare un rapporto più lineare e semplice tra imprenditori e amministrazione. Quindi le strade ci sono tante, bisogna sapere. Bisogna conoscere, capire di queste cose, affidarsi ovviamente a persone esperte che non abbiano conflitti di interessi, che siano fuori da qualsiasi imbroglio, in maniera trasparente. Andiamo adesso comunque questo riguarda anche la terraferma, però più nello specifico. Sì. Venezia, poi vedremo anche il turismo, come affrontare l'accessibilità di Venezia, però parliamo di Mestre, della terraferma e di tutta quell'area di degrado, di fatto, di poco sviluppo, che potrebbe essere un'opportunità. Cosa pensate per questo territorio? Ma innanzitutto consideriamo ci sono due realtà in terraferma differenti tra di loro. Una è quella di Marghera, tutto quello che significa, l'altra è quella di Mestre, diciamo centro, ma non solo il centro di Mestre, anche un po' le periferie, i vari quartieri che ci sono attorno, Zellarino, Chirignago, Favaro, Cipressina, eccetera, Trivignano, eccetera. Allora, partirei proprio da Marghera. Qui ci sono due aspetti importantissimi, sono quelli della portualità e sono quelli di una zona industriale che è stata abbandonata nel corso dei decenni, perché ormai purtroppo è da fine anni 80, inizio anni 90 che c'è questa dismissione progressiva di attività di natura industriale. Sulla portualità va detto che la portualità rimane chiamiamola una delle industrie, una delle attività fondamentali di Venezia. Non si può assolutamente perdere questo aspetto. Da parte mia e da parte nostra non c'è nessuna preclusione per una nuova portualità, bisogna soltanto conoscere, se ci sono progetti come ci sono, quali sono i piani finanziari, i piani industriali. Di fronte a queste idee confrontarsi con la realtà, quindi dare spazio, dare possibilità di fare, di lavorare. Nessun no, nessun blocco, ma anzi il pubblico deve favorire le idee. Faccio un esempio di per sé limitato, perché riguarda una porzione limitata di territorio, che abbiamo visto inaugurato in questo periodo dopo che è partito l'Expo a Milano. C'è in un lembo del nostro territorio, nella zona di Porto Marghera, zona industriale nord, vicino alla strada che poi arriva al Ponte Libertà, è stato inaugurato anche a Venezia il padiglione dell'Expo Venezia. Tra l'altro l'unica realtà Expo fuori Milano è stata concessa a Venezia non a caso. Expo Acqua, Expo, sì, ed è molto importante perché quello dà il senso di una volontà degli imprenditori di investire su un territorio martoriato, disastrato da decenni, come sappiamo, per tutte le vicende industriali, rifiuti tossici, eccetera. Invece c'è un ritorno del capitale privato con l'aiuto che ha dato la parte pubblica nel consentire di partire con nuove attività. Questo può consentire in quella zona di recuperare quello che c'è ancora di vega, di far partire altre zone lì attorno, proprio per consentire fieristica, logistica, terziario, green economy, attività giovanili, start-up, sono potenzialità enormi. Questo su Marghera se ne può parlare, siamo stato anche l'altro giorno in una realtà di green economy, la Grandi Molini, che è una realtà veramente esemplare, di chi investe sul territorio, continua a investire nella zona di Marghera, fa economia verde e chiede all'autorità pubblica: dateci una mano ad esempio sulle infrastrutture, non createci problemi, non mettete pastoie burocratiche. Questo deve fare il pubblico, aiutare il privato.
Su Mestre è una situazione analoga, noi dobbiamo riportare serenità, tranquillità, sicurezza nel centro e poi si è creato negli ultimi lustri, diciamo, negli ultimi anni, questa tendenza eccessiva alla autorizzazione, che non è comunale per carità, ma è soprattutto regionale, di grandi centri, grandi ipermercati attorno a Mestre, proprio appena fuori dalla cintura di Mestre. Ha desertificato ulteriormente Questo la città. ha desertificato la città. Io addirittura una volta ho detto in alcune occasioni, questo ha fatto quasi da sanguisuga nei confronti dei piccoli negozianti, dei negozianti del centro di Mestre e tutti gli esercenti, tra l'altro creando problemi anche a questi grandi centri esterni che sono in scontro tra di loro perché da un punto di vista economico non sono in grado di reggere. Allora c'è bisogno di dare forza e vitalità a questo centro di Mestre e uno degli strumenti importanti sul quale stiamo ragionando, ma non da adesso perché sono candidato sindaco, ma da alcuni anni, è quello di riproporre una nuova legge speciale per Venezia, di rivisitare la vecchia legge speciale per Venezia, che consentiva in questi centri storici, attraverso agevolazioni, incentivazioni, di dare possibilità a chi vuole investire di avere una mano pubblica. Questo si può fare. Quindi il concorso tra il privato e il pubblico è fondamentale, se riusciamo a trovare questo equilibrio certamente riusciremo a venirne fuori. I cittadini però lamentano il fatto che Mestre adesso è, ma anche i non mestrini, una volta arrivare a Mestre era abbastanza semplice, vabbè, la macchina la potevi lasciare dove volevi, non era così poi pericoloso, arrivavi a Mestre in centro. Adesso è il terrore di tutti Mestre, perché ZTL di qua, di là, multe che poi ti arrivano, posteggi introvabili, questo rende difficile la città, difficile per chiunque, per poi chi non è di Mestre ha ancora più difficoltà. E mancano proprio posti auto, manca la possibilità di fruire di questa città, che già non è così attrattiva come molte altre, per cui ha dei gap naturali, insomma, fisiologici alla sua connotazione. Da questo punto di vista, che cosa ne pensate? Ma certamente esiste il problema dei parcheggi, peraltro io vedo che quando vado in altre città vicine, come Treviso e Padova, ho problemi analoghi se non peggiori. Io alle volte arrivo a Padova, a Treviso, giro come un matto prima di trovare un parcheggio e qualche volta mi viene voglia di andare via. Quindi non è una situazione purtroppo solo di Mestre. È certo che i limiti che sono stati posti, ancora una volta tra l'altro dal commissario, in questo caso con le ZTL, con gli aumenti di parcheggi, non aiutano, non favoriscono certamente il cittadino normale che vuole andare al centro per farsi una passeggiata, per bere uno spritz, per fare un acquisto, e non lo aiutano e non lo invogliano. Preferisce andare alla, diciamo, e deve andare fuori perché se no, certo, non esatto, passa così. Lì credo che su Mestre sia necessario rivitalizzare alcune zone, perché ad esempio ci sono alcuni punti importanti, recuperi anche al centro che sono stati fatti. Sto pensando alla zona attorno al Piazzale Candiani, al centro Candiani, che è una bellissima realtà, sì, utilizzata anche Piazza Ferreto, rispetto a tanti anni fa è diventata un'altra cosa. Il problema è arrivarci adesso, senza ma infatti sono anche dei lavori in corso. Il problema è intanto di creare, di allargare questi piccoli centri che diventano un centro più ampio, di consentire di avere dei parcheggi, alcuni stanno per essere conclusi, sistemati in questo periodo, e soprattutto di dare la possibilità a chi vuole andare in centro, particolarmente in certe fasce orarie, di non vedersi martoriato dalle telecamere, dalle ZTL. Questo per favorire il cittadino ma anche l'esercente, nel senso che ci sono fasce orarie in cui si sa che i cittadini vogliono andare a comprare o a farsi una passeggiata, bisogna dare una mano invece che aumentare la tariffa. E il rapporto, la tariffa è una tra le più alte. Che è una tra le più alte ed è questo il rapporto in questo momento vizioso tra pubblico e privato, che deve invece diventare un rapporto virtuoso. Cioè il pubblico deve sapere che il privato va favorito e il privato deve guardare al pubblico come uno che gli dà una mano. Assolutamente, infatti si è creato un po' un muro, certo, e un'ostilità. Allora andiamo in pubblicità, poi vediamo di affrontare anche l'aspetto occupazionale, quindi come essere attrattori in certo qual modo, e l'aspetto naturalmente turistico, accessibilità di Venezia sotto altri profili. Tra poco.